È un cammino cominciato relativamente da poco tempo e sul quale è necessario continuare a verificarsi e al quale è necessario dare sempre un nuovo impulso, che è quello che farà il Vescovo venendo ad incontrare tutte le nostre comunità. Chi incontrerà nel vostro vicariato? Da noi è una visita pastorale, come dice il decreto di edizione, per ambiti di comunione pastorale e essendo il nostro vicariato un po' particolare, fatto di una zona di pianura, di due zone anche di montagna, abbiamo proposto al Vescovo di fare sì alcuni incontri negli ambiti, dove lui incontrerà i consigli pastorali di ambito, dove incontrerà i bambini e i ragazzi del catechismo, le comunità dei figli, le comunità dei discepoli, e alcuni incontri invece a livello più vicariale, dove ha la possibilità di avere un po' il polso anche del cammino che si fa insieme, e questi incontri saranno con i giovani, con i consigli parrocchiali degli affari economici, con i catechisti e gli animatori in modo particolare. Ecco, ricordiamo le comunità che fanno parte del vostro vicariato che saranno proprio incontrate da Monsignor Tanasini. Allora, il nostro vicariato consta di 4 ambiti di comunione pastorale. Lui comincerà dal nostro ambito. Domani celebrerà l'Eucaristia nella parrocchia di Rivarola alle ore 10. Il nostro ambito è costituito dalle 3 parrocchie che sono affidate a Don Enrico Dondero, la Veglia Rivarola e Paggi, e poi la zona pastorale di San Salvatore che è affidata a me, Brecanetta, Costa, Monticelli e San Salvatore. E poi gli altri ambiti sono quello di Val Graveglia, sono 10 parrocchie, e poi tutte le parrocchie della Valle Sturla, che va da Vignolo fino ad Acero, e poi le parrocchie affidate a Don Paolo Gagliotti, Carasco e poi la zona della Val Cichero, che sono un ambito di 8 parrocchie.